Tragedia della montagna in Friuli Venezia Giulia. 2 persone sono morte questa mattina dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata dallo IOF di Montasio nel versante nord-est tra i comuni di Malborghetto, Valbruna e Chiusaforte, a quota di circa 2000 metri d'altezza. La zona è stata sorvolata da 3 elicotteri, uno della Protezione Civile regionale, quello sanitario e un velivolo del SUEM giunto dal vicino Veneto, con cani da valanga al seguito. A terra hanno operato invece le squadre del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. A lanciare l'allarme è stato un terzo escursionista che è stato sfiorato dalla massa di neve. Le operazioni di soccorso sono partite all'istante, ma purtroppo l'esito è stato negativo. In corso il recupero dei 2 corpi.